Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre un intreccio di date e ricorrenze coinvolge Asiago e l'altopiano dei 7 comuni. A 3 anni dai giorni in cui il ciclone Vaia devastò questo angolo di Veneto si celebrano i 100 anni della nascita di Mario Rigoni Stern, che ha saputo descrivere con parole semplici e immortali l'altopiano, la sua gente, gli animali e i boschi. Boschi che sono stati sradicati da Vaia, tanto che lo scrittore asiaghese faticherebbe in molti casi a riconoscerli. Quell'altopiano è cambiato, dico fortunatamente, perché Mario Rigoni Stern aveva fatto dell'ambiente, della natura che lo circondava un motivo di sviluppo della propria narrativa, delle proprie opere. Ricordo che Mario Rigoni Stern era laureato ad honorem in scienze forestali, quindi la sua attenzione verso l'ambiente era importante, imprescindibile. Grazie anche all'insegnamento di Mario Rigoni Stern, il comune di Asiago ha dato vita a una politica ambientale che ha impedito spesso importanti cementificazioni. Vogliamo celebrarlo proprio nella giornata di sabato e domenica prossimi con un grande convegno internazionale che terremo qui al Palazzo del Turismo Milepini, dove avremo i suoi più grandi studiosi, i suoi interpreti, traduttori, e avremo anche la possibilità di approfondire la sua vita e la sua opera.